che sia fondamentale ripartire, dare dei segnali a chi ci guarda, a chi ci ascolta, ma soprattutto dare il senso del fatto che ripartire vuol dire prepararsi, vuol dire attrezzarsi e vuol dire fare le cose in maniera diversa. Credo che sia il senso di questa ripartenza fatta così, anche se con le maschere, anche se misurando la temperatura, ma in sicurezza possiamo, e questo è un grande segnale di speranza e di forza. Io credo che lo sport faccia la differenza nel formare uomini, individui, parte di una società migliori, e quindi credo che sia fondamentale questo impegno di Silca nei confronti dello sport, perché segna l'impegno per una società migliore, per un contesto migliore. È fondamentale nel fare impresa avere in mente questi valori. Io non vengo dal triathlon, ma trovo che il triathlon abbia delle caratteristiche uniche e molto particolari. Il cambio di elemento, la rapidità nel farlo, l'ecletticità di chi lo pratica sono doti fondamentali nella vita e credo che siano bellissime da portare avanti. È stata una riapertura alla grande perché le aspettative erano tante, le attenzioni ancora di più, ma l'organizzazione di Aldo Zanetti ha dato ancora una volta dimostrazione di riuscire ad affrontare una sfida che forse pochi si sarebbero azzardati a prendere. La gara giovanile si è svolta in modo eccellente, partecipazione sentita da parte delle società partecipanti, una cornice meravigliosa perché quella di Alpago si sta manifestando sempre di più un ambiente, una palestra non solo per le gare ma anche per gli allenamenti di tutti i triatleti della zona, e quindi ben venga, siamo ripartiti e dobbiamo andare avanti così. È una grande emozione poter ospitare il triathlon in un anno difficile post-coronavirus. Non è stato semplice poter organizzarlo, ma con l'impegno della società Silca e con l'impegno dell'amministrazione comunale ce l'abbiamo fatta, siamo soddisfatti. È la prima giornata di sole e di tanti ragazzi che hanno corso e nuotato all'interno del lago. Il triathlon per noi è molto importante, lega sport che nella nostra conca devono essere sicuramente valorizzati e si presta appunto ad essere ospitato qui da noi.